Assessore, lei ha detto finalmente si riapre non solo un'opportunità turistica, un'intera infrastruttura. Sì, con questo obiettivo raggiunto da domenica in poi ci sono diversi obiettivi raggiunti. Il primo è quello di recuperare un'infrastruttura abbandonata, è già un grandissimo risultato. Secondo, mettere in rete una serie di comuni per fare sinergia come va tanto di moda e quindi concretizzare queste sinergie per dare sviluppo turistico, economico alle attività anche produttive della zona. Direttore, è un momento di rinascita per molte tratte storiche ferroviarie in tutta Italia. Come si inserisce in questo progetto la Sacile Gemona? Direi in una maniera perfetta e con una sincronia perfetta, grazie allo sforzo della Regione Friuli Venezia Giulia. Il biennio 2017 è stato il biennio d'oro del turismo ferroviario. Siamo passati da circa 6.000 viaggiatori turisti dell'anno 2013 ai 70.000 del 2017. Quest'anno probabilmente supereremo i 100.000. Sono ancora cifre da nicchia, ma sono cifre su cui dobbiamo riflettere per l'incremento esponenziale che hanno avuto negli ultimi 2 anni. È chiaro che è un turismo colto, è un turismo slow, è un turismo che torna a rendere verdi delle tratte che erano apparentemente dei rami secchi. Possiamo dire che è una forma di turismo nuovo, il turismo ferroviario slow, pienamente sostenibile. In Nord Europa è un motore di sviluppo delle aree interne e fattura da decenni milioni di euro. In Italia forse siamo arrivati un po' dopo, ma grazie all'impegno delle regioni, e su questo la regione Friuli Venezia Giulia ha dato un contributo importantissimo, siamo arrivati alla grande. Basti dire che i treni della Sacile Gemona in versione turistica sono tutti venduti e tutti rigorosamente sold out.